io sono del 24, ma del 43, e io già a Roma, militare, di granatieri, poi io a casa come tutti che si scampaia. Una volta scampaia stai in Boscà. In Boscà, là con i contadini, perché noi non avevamo niente, e in mezzo ai campi io portavo fetta al museo, fetta alle pointe, intanto sconti, dopo che aiutavo a fare qualcosa, ore perse, ma dopo si è vergognato, si è buttato qui i partigiani. E mio padre voi avrei fatto baruffa come con Rino e mio papà, se attaccammi era boccia, e dopo Rino si andava via, si andava con amorosa a Valvere, e si stappilla con altri, e si buttava qui i partigiani. E se qua a mangiare sulle spalle che altri per stare in Boscà. Ma suo papà perché non voleva che andasse con i partigiani? Perché voleva che stasse a casa quieto come mi gonfiò, voi chi si comporta bene, roba il tuo disconto, ti sta quieto, e invece ti sa. E uno è partito da buona volontà. Aveva uno scontro diciamo sì, con suo papà, ecco, sì, l'esempio tanto d'accordo, dopo si sta anche qui il problema. E ora che altri vengono altri partigiani, si buttano qui i partigiani, là, gli ultimi mesi, dopo sta proprio no che abbia fatto tanti mesi anni, perché il mio caso è 43, e dopo sta in Boscà. Tu che famiglia eri in Boscà in mezzo ai campi? E era da Bio, da San Di Beato, a strada del capitale, dritto per là, sì, diciamo i Bima di San Di Beato.